Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nella micro live del vostro Marietto Veneziano che vi parlerà, come già ho fatto ieri, di zone o memorie che si instaurano nelle case delle abitazioni delle persone o fuori adiacenti o sulle scale, se uno abita in un palazzo in cui chiaramente c'è molto flusso di persone e quindi potrebbe capitare che inavvertitamente qualcuno viene a abitare vicino a voi che chiaramente non è di energie positive. E come fare? E quindi qualche racconto fantasia. Ciao Letizia, grazie che stai seguendo la micro live, scusate. Però prima di fare questo vi chiedo di iscrivervi al canale di Ildegard Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. Chiaramente è inutile dirvi che sono i migliori del mondo. E poi chiaramente su YouTube abbiamo dei canali che rimetterò questo live, micro live cortissima, che parla di queste energie nefaste che si annidano praticamente ai bordi degli appartamenti o nelle case o sotto le case. E farò alcuni piccoli racconti. Ciao Federico, ciao Anita, grazie di esserti unita. Ciao Ugo Mara. Bene, quindi oggi racconterò due casi che mi sono successi nella vita. Il primo è successo più o meno più di 10 anni fa e anche l'altro più o meno 12-13 anni fa, anzi 15. No? Iniziamo col primo caso. Il primo caso sapete, insegniamo informatica come freelance, quindi spesso e volentieri mi spostavo con la macchina, no? E capitava che guardando alcuni palazzi, fermo ai semafori, succedeva, ciao Vera, ciao, grazie di esserti unita, succedeva che guardavo alcuni palazzi e sentivo dentro di me delle inquietudini. E c'era un palazzo tremendo in cui sentivo dentro di me la classica vocina che mi diceva stai lontano da quel posto lì perché è nefasto. E mi incuteva anche un po' paura. Era un bel palazzo, però sapevo che nella vita avrei dovuto incontrare quel palazzo nella mia vita, no? Quindi chiaramente non facevo salti di gioia, sapevo che l'avrei incontrato questo palazzo, ci sarei dovuto entrare e quindi mi ero messo l'anima in pace. Però la vocina, il sesto senso, chiamatelo come voi, mi aveva già avvisato. Ciao Antonella, ciao Anita, ciao Federico. Quindi cosa è successo? È successo che il vostro Marietto, no? A un certo punto del cammin facendo aveva cambiato attività e non faceva più l'insegnante di informatica, ma faceva l'alimentatore, cioè praticamente insegnava alle persone ad avere un'alimentazione curata e per riallineare il peso corporeo, togliere i adipociti e praticamente quello che viene chiamato dimagrire. Successe che avevo ormai chiuso l'attività, però una signora che avevo conosciuto mi aveva dato l'indirizzo di una famiglia, l'attività era chiusa ormai 10 anni fa, in cui praticamente il figlio era molto pesante, era su di peso e voleva una mia consulenza. Allora io non sapevo dove abitavano, avevo già avuto dei contatti con questa signora, sapevo che era di bassa energia, no? Non facevo salti di gioia, anzi gli avevo già dato 2 o 3 dritte, no? Ciao Anita, ciao cara, ciao Antonella, ciao Giulia. E quindi praticamente il vostro Marietto chiede l'indirizzo di questa signora, l'indirizzo viene dato e il vostro Marietto guarda un po' su Google Maps dov'è questo appartamento e miseriaccia è proprio quella casa che sapeva il Marietto che lì nei vari anni che era passata davanti c'era qualcosa che non andava. Bisogna dire che questa signora era già di bassa energia, no? Il nostro Marietto aveva già visto che era antica, che bisognava stare lontano, però aveva il figlio che aveva estremamente bisogno perché aveva 15 anni, era alto 1,80 m e pesava abbondantemente sopra i 100 kg. Anche il vostro Marietto prende, ciao Giulia, prende la macchina, va praticamente parcheggia davanti questo palazzo, che era un palazzo anche questo di 3 piani, e chiaramente aveva paura il vostro Marietto, perché Marietto è un tipo che se la fa sotto facilmente. Entro nel portone di questo palazzo
e sento già sulla rampa di scale che le energie sono tremende. Ciao Cinzia, grazie Giulia di esserti unita. E cosa succede? Succede che il vostro marietto sente su queste rampe di scale, era un secondo piano queste, sente su queste rampe di scale delle energie nefaste, cioè lì c'erano proprio, parliamoci chiaro, delle entità pesanti, pesantissime. Non c'era la tromba delle scale, praticamente avevano messo dentro un muro, non so, avevano chiuso, praticamente era proprio come se fosse una scalinata a cieco chiuso, no? E praticamente il vostro marietto cerca di salire ma striscia contro il muro perché sentiva queste energie nefaste che tentavano di tirare giù il marietto. Alla fine ci ho messo, era come scalare l'Himalaya per me questi 2 piani, riesco a entrare in questo appartamento. Quando entro in questo appartamento sento che le energie restano fuori. A un certo punto, visto che quella signora la conoscevo già, e gli dico: ma senti, ma tu non senti queste energie che ci sono fuori? Qui fuori è un casino, cioè bisogna proprio stare attenti, qui rischiate di qua, destra e a sinistra. Morale della favola, questa qui già marcava male col marietto, però dice no, io non sento niente, si sta bene di qua e di là. Anche guardo un po' l'appartamento, ne faccio il giro dell'appartamento, no? Il marito era slandrato come un bue dopo aver mangiato, perché era dopo mangiato, sul divano, no? Che sembrava un Buddha, praticamente giù, non è neanche un Buddha, come una vacca indiana. E il figlio era nella sua cameretta, il figlio aveva 15-16 anni ed sto parlando di quasi 10 anni fa, il figlio avrà avuto 15-16 anni, e chiaramente insomma era la sua cameretta, perché lui era gigantesco, la cameretta anche se era grande in confronto a lui era proprio piccolina. Ciao Monica, ciao Cinzia. Allora cosa succede? Succede che iniziamo a fare questa lezione sull'alimentazione. Il figlio però era stato, diciamo, non indottrinato, ma dalla mamma non è che mi vedevano di buon occhio, no? Nel senso che era un'amicizia odio-amore, no? Loro sapevano che io avevo cose che servivano loro, però non mi stimavano per vari motivi che adesso non sto qui a raccontare, per il semplice fatto che gli avevo spiegato alcune cose future, ero andati a informarsi e avevano visto che io avevo ragione. Però il figlio infatti mi minaccia. Allora io molto diplomaticamente gli ho spiegato del karma, Gli ho detto: guarda caro mio, che se fai il birichino nella vita poi si nasce senza gambe, senza braccia e piedi e paffi. Allora il figlio non era poi tutto stupido, durante queste 2 ore in cui siamo stati nella sua cameretta a parlare di alimentazione, ha capito che bisogna avere un profilo basso col marietto. La mamma chiaramente, questo è un racconto di fantasia, chiaramente, sapete che il marietto li racconta sempre di fantasia. La mamma chiaramente mi porta il classico caffè avvelenato, io lo bevo, no? E a un certo punto cosa succede? Finisce la storia e io esco, mi dà una piccola mancetta, esco e me ne vado. Passa il tempo e dopo 1 anno e mezzo, 2, rincontro questo ragazzo che mi aveva minacciato nella sua stanzetta, lì avrà avuto 17-18 anni più o meno, no? Cerco di stringere la mano perché in fondo lui con me non aveva niente di male e gli mancava un dito e gli dico: caspita, è successo? Sai, io sono andato a lavorare perché in quel posto avevo litigato, mi hanno licenziato, sono andato a lavorare in un altro posto e senza che se ne accorgesse uno mi ha investito col trattorino, mi ha schiacciato la mano e ho perso il dito. E allora gli ho detto: ti ricordi cosa ti spiegavo in camera tua del karma destra e sinistra? E lui chiaramente aveva capito la lezione. Passa il tempo, incontro un'altra signora che conoscevo questa famiglia, che erano pappa ciccia, no? Quindi stessa energia. Gli chiedo: ma che fine hanno fatto questa qui? Cioè sto parlando dopo 5 anni. E mi raccontava che il marito era appena morto purtroppo di infarto, no? Era proprio morto di infarto, e praticamente da un giorno all'altro si sono svegliati e il marito, che era sdraiato come non so io definirlo, qualcosa di pesante sul divano, insomma le navi. Quindi, ciao Giuseppina, grazie di esserti unita al marietto veneziano. Quindi queste energie nefaste lì hanno lavorato pesantemente, ma questo vuol dire che anche le persone che hanno un certo karma vanno in certi appartamenti, Quindi bisogna stare attenti, chi segue il marietto veneziano e attiva i vari circuiti magari si riesce a levare la patata bollente. Chi non segue il marietto veneziano e resta sempre sui suoi passi copia e incolla, chiaramente molto probabilmente avrà delle situazioni così.
E questo è un primo racconto di quando parlo delle memorie che chiaramente non sono intese come memorie di pensieri, ma anche come entità che si appiccicano in alcuni palazzi e di conseguenza altre persone poi vanno proprio a abitare in quei palazzi perché sono attirati dal loro karma. E se uno glielo va a dire, se sono attenti magari riescono a schivare l'oliva, e se invece sono materialisti e non credono in queste cose, poi c'è il conto da pagare. Un altro racconto era che, questo è più o meno 15 anni fa circa, quando il vostro marietto veneziano aveva un'attività di alimentazione, cosa è successo? È successo che a un certo punto mi ero reso conto che la pubblicità tramite i volantini la dovevo mettere io perché la posta, anche se la pagavo, era un po' claudicante. E allora il marietto ha deciso, parto di notte, io alle 3-4 di notte, mi faccio questi 10-15 km e metto nelle varie buche lettere i volantini, no? E chiaramente avevo sempre attivato questo senso che mi spiegava che c'erano dei palazzi sì e palazzi che era meglio stare lì lontano, però sapete, il business è business, dovevo guadagnare e tirare a campare. E mi ero reso conto che alcune volte mettevo dei volantini in alcune buche lettere e saltavano fuori, anche se la vocina, chiaramente il sesto senso, mi diceva che praticamente lì non dovevo andarci. Morale della favola, arriva un punto che arrivo davanti a un palazzo. Le prime volte mi saltava fuori e poi io glielo rimettevo contro, dentro, in quella buca lettera di quella specifica persona. Dice, ma che caspita è? Le altre volte, quando andavo ed ero preparato, invece mi beccava una lecca elettrica tremenda. Proprio quella buca lettera lì, c'era come se quella persona lì non doveva vedere il mio volantino. Alla terza e quarta volta che io andavo lì periodicamente ogni 15-20 giorni a fare il mio giro di pubblicità, anche un mese, a un certo punto una notte, verso le 3 o 4 di notte, chiaramente facevo volantinaggio di notte per il semplice fatto che di giorno era caldo e dovevo mettere giù magari 6-7 mila volantini, no? Praticamente ho trovato un licantropo, ho beccato una sventola, nel senso che ho preso quasi un infarto vedendo questo soggetto. Un licantropo è un lim, per darci chiaro, non era un licantropo, era un essere immenso, alto almeno 3 metri, che era proprio di fronte a dove si passava per mettere dentro la buca lettera. Questo per indicarvi che ci sono delle memorie, ci sono dentro le memorie negli appartamenti o dei coinquilini che hanno un karma pesante, che praticamente influenzano tutto il palazzo, no? Questo tipo qui praticamente impediva a certe persone di entrare come soggetto. E adesso vi ho parlato sempre delle memorie negative, ma ci sono anche le memorie positive in alcuni palazzi. E adesso ve ne racconto una. Passavo sempre, ve l'ho spiegato, come insegnante di informatica per andare nei vari, come si suol dire, aule dove e passavo, c'era un palazzo che invece era positivo. Sentivo che lì dentro ci sarebbe stato qualcuno di positivo, no? Allora, quando il vostro marietto faceva questo volantinaggio, no, mi capitava spesso di andare a fare il volantinaggio dentro queste, come si suol dire, atri, no, dove c'erano le buche lettere, e incontravo magari la signora che aveva finito di fare il bucato e andava a prendere la posta e guardava il mio volantino, mi chiedeva che cos'era. E in quel palazzo lì, invece, che sentivo energie positive, un giorno cosa succede? Scende una signora, io sto mettendo i miei volantini dentro. Ciao Giuseppina, grazie e saluto. Sto mettendo i miei volantini dentro le buche lettere. Questa signora esce dall'ascensore, va a prendere il volantino che c'era dentro la mia foto, va verso l'ascensore, lo guarda, torna indietro, mi guarda me e mi dice: ma è lei quello nella foto? Sì, prima e dopo, quando ho perso 40-50 kg, prima e dopo. Mi dice: ma lei è un santo? E io ho pensato: ah cavolo, ha riconosciuto che sono un cristiano evangelico. Morale della favola, mi dice: sì, lei è un santo, però deve stare attento, perché avevo messo dentro un'altra fotografia di una persona che avevo aiutato a dimagrire, che però sapevo che era tremenda. Infatti mi dice: stia attento perché questa persona è molto tremenda con lei, ma lei ce la farà contro di lei. Sì, era un'amica di quella che poi mi aveva mandato a far dimagrire quel ragazzo. Quindi questo, perché vi racconto questo? Perché le memorie nelle case, soprattutto negli appartamenti dove praticamente si vive come in un alveare, sono importanti perché possono in un certo senso inficiare, condizionare, far andare meglio o peggio la vita delle persone, anche se le persone sono ignare, ma è il karma che porta lì.
Ci sono zone in cui gli antichi neanche costruivano le case, anzi mettevano magari un anno prima le mucche, le vacche in questo terreno per vedere se riuscivano a sopravvivere alle energie nefaste che c'erano sotto. Quindi, cari miei, bisogna sempre avere un occhio vispo, come dice il vostro Marietto, a queste cose importanti. Importanti perché? Perché senza che voi ve ne rendete conto potete abitare in un palazzo, in una casa, in un quartiere dove effettivamente voi siete delle brave persone, avete delle buone energie, ma tutto il resto vi condiziona in un modo molto pesante. E queste sono le classiche memorie nefaste che il vostro Marietto continua a predicare. Vi ho messo nei vari siti, nel sito capitano.intervista.org e anche nei gruppi di Facebook del Marietto Veneziano e di Hildegarda dei circuiti che possono incominciare ad aiutare. Poi stamattina vorrei parlare anche di un'altra cosa, visto che è una live, questa è una live un pochettino, come si dice, splash oppure trash, no? Nel senso che le racconto così a quattro mani, tanto senza cipria e rossetto. Bisogna anche pensare, ad esempio, e qui mi ricollego ai riti propiziatori per le case, per l'abitazione, per le attività lavorative, no? Che bisogna sempre, quando si inizia a fare un rito propiziatorio, bisogna sempre pensare che è una cosa positiva. Perché alcuni mi fanno delle domande in PVT chiedendomi: ma è meglio fare un legamento o un rito propiziatorio? Allora, la differenza fra il legamento e il rito propiziatorio è che il rito propiziatorio, anche se questo discorso è un po' distante dalle memorie, ma anche quando voi fate un rito propiziatorio nella casa, influenzate in senso positivo tutta la casa. Ciao Tina, grazie di esserti unita. Ciao Michela, grazie di esserti unita al Marietto Veneziano. Quindi capite che quando uno fa un rito propiziatorio, in un certo senso si blinda anche da queste memorie energetiche negative, no? Quando invece cade in quelle, come si suol dire, in quel sogno di legamento con una persona, ecco, è vero, il legamento funziona, però il carattere di quella persona, se non è l'anima gemella, non lo potete cambiare, magari resterà in un certo senso, tra virgolette, abbagliato da voi, ma se lui è se è un nano, cioè se è una tartaruga, non potrà mai diventare un'aquila. Quindi le persone, dal mio punto di vista, è meglio che facciano dei riti propiziatori, anche perché se dovessero per disgrazia abitare in un appartamento, una zona o in una casa con queste situazioni, un rito propiziatorio crea un campo magnetico che aiuta la persona. Quando invece addirittura contattano un esoterista di fiducia e chiedono un rito di legamento, non di avvicinamento, ma di legamento, è vero che il rito di legamento prima o poi funziona a dipendenza di tante variabili, però dovete sempre pensare che non è propiziatorio, non crea un campo magnetico di benessere intorno a voi, crea solamente tra virgolette, una schiavitù nei confronti di una persona che poi magari ha un caratteraccio tremendo, capite? Che il carattere non glielo si può cambiare perché è karmica la cosa, capite? Quindi dovete sempre stare attenti anche quando vi rivolgete a un esoterista, prima di tutto a non farvi abbagliare da false promesse, perché ci sono quelle che dicono che in 28 giorni ve lo mettono lì ai suoi piedi. Potrebbe esserci il colpo fortunato, ma non è così che funziona. Il vostro Marietto Veneziano vi consiglia sempre, eventualmente, anche per queste memorie energetiche, di farvi fare sempre un rito propiziatorio, perché quello serve in ogni caso a portare delle benedizioni nella vostra vita. Quindi magari potrebbe anche togliervi il sogno di quel tipo che magari vi siete, tra virgolette, o innamorato o innamorata, dipende sempre se siete uomini o donne che state guardando il Marietto Veneziano, ma praticamente vi porterà il rito propiziatorio una benedizione. Invece il legamento magari vi lega una persona, sicuramente resterete legati a livello astrale, ma vi lega una persona che magari in quel momento lì a voi vi sembra chissà chi, ma perché avete messo il vostro sogno dentro quel corpo lì, ma nella realtà poi quella persona lì magari ha un caratteraccio o un narcisista, capite? Quindi il vostro Marietto, soprattutto anche per le memorie che ci sono nelle case o nei posti di lavoro. Adesso io ho sempre parlato di case, però potrei farvi tonnellate di racconti in posti di lavoro dove io proprio sentivo sotto l'aula
energie nefaste che tremavo. I miei studenti, che erano adulti, perché insegnavo a studenti adulti, mi dicevano: Marietto, ma che cos'è che hai? Il vostro Marietto aveva le convulsioni perché sentiva cosa c'era sotto. Loro non erano abbastanza sensibili, a parte è chiaro che ho avuto anche studenti sensibili che si alzavano e mi dicevano: ma Marietto, ma sai che quando ti si avvicini a te, a me mi arriva un'onda di energia che è bellissimo, ma gli altri studenti non te lo dicono. Può capitare il colpo fortunato, però vi dico che se voi fate un rito propiziatorio, ciao Graziella, grazie di essere unita, grazie Marinella che sei con noi, il rito propiziatorio è nettamente più importante che un legamento. Quindi quando voi sentite i vari maghi che perorano cause di legamenti e poi vi dicono che ci sono dei blocchi, è certo che ci sono i blocchi, perché in ogni caso se una persona è una vostra anima gemella, il blocco ci sarà sempre. Capite? Quindi la cosa principale è sicuramente un rito propiziatorio per togliersi queste memorie che sono nefaste, ci sono dappertutto. Se uno è sensibile riesce a capirlo, se uno non è sensibile ha delle difficoltà, ma di conseguenza va da un esoterista e se lo fa spiegare. Quindi dovete sempre stare sempre con l'occhio vispo, cioè riuscire a capire che è più importante avere il campo magnetico energetico, l'anima tranquillamente pulita, che chiaramente poi tutto vi rimbalza contro, che fare dei legamenti che poi, se abitate anche in una casa, e guardate che ne ho viste di case, terreni con sotto energie nefaste che chiaramente porteranno sempre disgrazie a quelle persone materialiste. Quindi il mio consiglio è, soprattutto quelli che mi hanno contattato in BVT, mi hanno fatto queste domande short, no? È che se dovete proprio fare un legamento proprio perché non ce la fate più, fatelo, però vi ricordate che Marietto vi consiglia un rito propiziatorio che va bene con tutte le stagioni, e soprattutto in questo periodo in cui siamo nel periodo maggiore d'estate, dove hanno più potenza magnetica solare. Ad esempio il Degarda lo sappiamo tutti che è bravissima in questa direzione qui nei riti propiziatori, soprattutto di Venegodi, aiutano sia a livello familiare, ciao Maurizio Antonio, aiutano a livello familiare, che nel senso che proteggono la casa, perché chiaramente che se uno ha un rito propiziatorio lui, tutti quelli che gli stanno vicino vengono benedetti, capite? Cioè, capite, se uno si fa un rito propiziatorio su se stesso, no? Non è che se il figlio o la figlia, faccio un esempio, se il figlio o la figlia stanno vicino non sono aiutati, perché di conseguenza il campo magnetico in un certo senso protegge il resto. Questo perché? Perché chiaramente prima dovete usare i circuiti radionici del Marietto o della Hildegard, che sono gratuiti, però se volete qualcosa perché notate che ci sono degli influssi negativi o del vicino di casa o sottoterra, che ci sono, o, sapete, ci sono i palazzi che sono stati costruiti sopra cimiteri perché il terreno costava poco e tante cose del genere. Quindi il consiglio di Marietto è stare lontano dai legamenti, se proprio non si può fare a meno, nel senso, fateli, se proprio siete fuori a balla per una persona, però se non è la vostra anima gemella, il consiglio del Marietto, ciao Federica, il consiglio del Marietto è quella di farvi un rito propiziatorio. O ci sono i riti propiziatori che potete fare anche voi da soli, basta andare nel canale di YouTube di Hildegard del vostro Marietto veneziano, dove vengono spiegati alcuni riti semplici in cui potete attivarvi voi da soli, non costano niente, ve lo fate, eventualmente ve lo fate fare da un professionista. Questo per dirvi che molte volte quando voi sentite che uno è morto di qua, di infarto, di là, molte volte non è neanche colpa loro, ma è proprio la zona dove ci sono queste energie nefaste, o il vicino di casa che magari neanche colpa sua lavora in un ambiente tremendo e viene praticamente magnetizzato lui. Bene cari amici, ciao Federica, grazie di essere qui. Ho fatto questa piccola live molto veloce, più che altro perché delle persone, dei miei amicizie del diario di Facebook, mi hanno contattato in PVT e mi hanno chiesto: è vero che tu fai solo per consulenza, però ti chiedo nella prossima live di fare... Ciao Claudia, grazie di esserti unita, Claudietta, di esserti uniti noi. Grazie Claudia di esserti unita. Mi hanno chiesto di rispondere a queste domande. Poi per il momento penso che è tutto, vi ringrazio, vi chiedo se non l'avete ancora fatto di iscrivervi al canale di Hildegard Marietto Veneziano, se volete praticamente un rito operativo o propiziatorio sapete che potete chiederlo tranquillamente a Hildegard,
e se volete un consulto lo sapete che a livello professionale costa 20 euro, 45 minuti con il De Garda o anche il vostro Marietto Veneziano. Bene, cari amici, ho finito qui questa filippica. Se avete delle domande, mi raccomando, scrivetele qui sotto per la prossima live che farò in questi giorni. Le live non sono fisse, possono essere tutti i giorni oppure un giorno sì, una settimana no, a dipendenza delle domande che i miei amici mi fanno di Facebook. E chiaramente cliccate follower su praticamente il diario, così che potete tranquillamente seguirmi quando attivo questa possibilità di poter divulgare queste conoscenze. Grazie cari amici e alla prossima, e seguitemi sempre sul canale YouTube. Grazie cari amici, alla prossima, ciao!